E ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati in questa seconda partita per scoprire chi sarà il nuovo campione di scacchi 2023. La partita di ieri è finita in parità, la partita di oggi invece c'è stato uno sbilanciamento. Potrei già dire il risultato, tanto non è una novità, ma voglio provare a tenerlo nascosto fino alla fine per chi ancora non ha visto come è andato questo secondo turno. Al lato dei bianchi abbiamo Ding Liren questa volta e con i neri Jan Nepomniachtchi. Andiamo a vedere come è andata la partita. D4 apertura per Ding, cavallo F6, C4 e 6, si andrà in una nizzo indiana, chi lo sa. D5, H3, D per C4, il gambetto di donna accettato. H3 è sicuramente questa è una delle varianti più strane. A questo punto generalmente si gioca cavallo C3 o G3. H3 è una variante sicuramente per sorprendere. In una intervista rilasciata proprio ieri, se non mi sbaglio, Ding diceva che non si sta preparando contro Nepomniachtchi non perché lo sottovaluti, ma perché desidera giocare più con l'istinto in base a quello che gli dice la propria emotività in quel momento. E chissà se H3 se l'era preparata a casa questa volta o ancora una volta era andato distinto. Cattura del pedone in C4, adesso il bianco è sotto di un pedone nel gambetto di donna. Diciamo che questo momentaneo pedone in meno non pesa perché si sa che in un modo o nell'altro si può recuperare. Il bianco potrebbe recuperarlo subito con uno scacco e si riprende il pedone, anche se non è la prerogativa essenziale. Si potrà giocare in futuro cavallo e5 per riprendersi questo pedone, si potrà giocare 3 per riprendersi questo pedone, si potrà in alcune varianti giocare cavallo a3 per riprendersi questo pedone, insomma c'è tanta roba per riprendersi quel pedone. La partita prosegue con E3, sicuramente la più solida e che permette lo sviluppo di questo alfiere. C5 e qui attenzione alfiere C4. Ora questa mossa di C5 crea una pressione ulteriore su questo pedone e dopo alfiere per C4 Nepomniachtchi avrebbe avuto la possibilità nell'immediato o un po' più avanti di creare un pedone isolato al bianco. In che modo? Lo vediamo fra poco. A6, arrocco corto, cavallo C6, cavallo C3, eccetera, eccetera. Jan ritarda il più possibile questa cattura che si poteva fare, credo, in qualsiasi momento, e qui bisogna catturare assolutamente di pedone. E a seguito di questa cattura è vero che il bianco si ritrova con un bel pedone centrale, ma anche è vero che questo è un pedone isolato, cioè un pedone dove nelle sue file, nelle sue colonne adiacenti non ci sono altri suoi pedoni in grado di sorreggerlo. In caso di pedone isolato il gioco del bianco deve essere molto tattico, molto dinamico ed è un gioco tagliente. Il fatto che Ding era andato in una variante dove potenzialmente il suo pedone poteva diventare isolato significa che era pronto per combattere questa volta per una vittoria. Invece cavallo C6 è stata giocata in partita, cavallo C3, B5, ottima iniziativa e si prende molto spazio sull'ala di donna. Questo alfiere deve ritirarsi, D3 o E2 sono le case, Ding sceglie per D3, alfiere B7. Ancora una volta qui si poteva sempre catturare il pedone. Attenzione che però dopo cattura non è possibile catturare il pedone in D4 nonostante questo pedone sia attaccato 2 volte, poiché dopo tac e tac è vero che il nero ha un pedone in più, ma è anche vero che questo è un pezzo sospeso e c'è la classica scoperta tipica delle posizioni del pedone isolato, alfiere B5 scacco e si attacca anche la regina. Forse qui la risorsa difensiva migliore è donna D7, ma la partita non è andata così. Su alfiere D3 abbiamo detto che non viene catturato qui, ma alfiere B7. A4, costringendo il nero a fare questo tipo di avanzata, che lo fa, e ora il cavallo si deve spostare. Non ci sono troppe case eccellenti per questo cavallo, abbiamo questa non lo considero neanche come una casa, e Ding decide di farlo andare in E4, dove tra l'altro fa pressione anche sul pedone in C5. Cavallo in A5, attenzione che viene scoperta anche l'azione dell'alfiere, e ora cavallo per F6. Questa mossa qui è vero che avrebbe lasciato momentaneamente il bianco con un pedone
di vantaggio, ma è anche vero che ancora una volta questo pedone in C5 è molto difficile per il bianco da difendere, prima o poi il nero se lo sarebbe ricatturato. Motivo per cui Ding decide di giocare cavallo per cavallo e a questo punto Nepomniachtchi è molto ma molto preciso. Ci sono due modi per catturare questo cavallo, con la donna o col pedone. Dopo 3 minuti circa di ragionamento, Nepomniachtchi gioca pedone per F6, che è la mossa consigliata dal motore. Io credo che per fare una mossa di questo tipo devi avere una conoscenza del gioco degli scacchi e concepire la scacchiera in maniera diversa da noi comuni mortali. Una qualsiasi persona avrebbe giocato regina per F6, perché andare a doppiare i pedoni dell'arrocco? Ma qui il discorso è molto semplice. Ora, la regina forse serviva anche a fare pressione qui sopra, eccetera, mentre dopo questa doppiatura, non solo questi pedoni doppiati in realtà sono molto forti perché creano un grande scudo contro i pezzi del bianco, ma soprattutto si è aperta la colonna G. Ed è su questa mossa, e siamo a mossa 12, che Nepomniachtchi anche lui afferma in modo indiretto di dire: ok, in questa partita non mi aspetto una patta, mi aspetto due risultati, o che vinco o che perdo. Qui c'è praticamente il tutto per tutto. Il motore cosa dice? Che siamo in una posizione di meno 0.11, praticamente in una completa parità, e 4, poiché il bianco dispone, così come il nero, della coppia di alfieri, e quando si gioca in presenza della coppia di alfieri, i principi degli scacchi dicono che bisognerebbe aprire la posizione, quindi questo alfiere poverino ha bisogno di spazio, bisogna aprire la posizione, si apre il centro, C4 ancora una volta prendendo sempre più spazio, l'alfiere si deve ritirare, alfiere C2, donna G7, permettendo un arrocco lungo. A questo punto voglio farti una domanda, scrivimi poi la risposta qui sotto nei commenti, è: chi vorresti essere in questa situazione? Vorresti essere nei panni del bianco oppure nei panni del nero? Quale lato ti piacerebbe di più giocare? Io credo forse i neri. Credo forse i neri perché mi fa molta paura questa pressione sul mio arrocco. Alfiere di 2. Questo alfiere viene sviluppato, uno sviluppo modesto ma non c'è tanta possibilità, arriva veramente torre G8. C'è poco da fare, torre C1 per portare anche un po' l'altra torre su una colonna semiaperta, arrocco lungo e ora qui le intenzioni del nero sono assolutamente bellicose, idea di togliere l'alfiere, di poter raddoppiare appena possibile le torri e di fare poi anche sacrifici su questo arrocco che non sono assolutamente da sottovalutare. A questo punto Ding si ritrova con tanta pressione sul proprio arrocco, secondo il motore siamo a meno 0,36, ma in questa posizione noi non siamo dei robot, siamo degli esseri umani, abbiamo delle sensazioni, abbiamo delle emozioni e qui il bianco è difficile da giocare questa situazione da bianco. Io che poi sono un fifone, non so, avrei cercato mosse strane come re H1 per togliermi da eventuali inchiodature, robe varie. Ding cerca del controgioco con alfiere di 3, ma su questa mossa, come puoi vedere, la barra del bianco scende ancora di più. L'idea è molto semplice: attaccare 2 volte questo punto. Ovviamente l'alfiere non si può catturare poiché c'è l'attacco sulla regina che tra l'altro darebbe luogo anche a un'inchiodatura. Il fatto qual è? È che è vero che stiamo attaccando 2 volte questo pedone, ma questo pedone è difeso 2 volte e viene difficile capire come attaccare un'altra volta questo pedone. Vediamo un pochettino come si continua la situazione. Re B8 ovviamente togliendosi da eventuali inchiodature, B3, tutte robe strane. Torre N1 cercando di far andare in gioco anche gli altri pezzi, ma qui la posizione del nero diventa molto molto interessante. Arriva F5, l'idea è di attaccare questo pedone, tra l'altro proprio col pedone F creando una forchetta, ma finalmente di liberare la lunga diagonale e la gittata di questo fortissimo alfiere. Alfiere C2, i pezzi del bianco veramente stanno in posizione ultra passiva, mentre i pezzi del neri sono assolutamente coordinati e dinamici. Arriva ora a questo punto cavallo C6. Ora volevo farti vedere che cosa sarebbe potuto succedere se il bianco, anziché ritirare l'alfiere, avrebbe giocato una mossa come pedone per F5. Tu dici, beh, se mi cattura il cavallo, io catturo con la regina, non mi può mai catturare questo alfiere perché io ti catturo la donna, però c'era, guarda cosa c'era in serbo,
c'era torre per D4. La torre sarebbe diventata attiva e si sarebbe potuta portare molto velocemente sull'ala di re. Ovviamente questa torre non si poteva catturare poiché sarebbe venuto il matto. Riesci a capire che qui c'è uno scacco matto? Beh, c'è lo scacco. Ovviamente se re va in H2 arriva anche la donna, c'è subito matto. Sul re F1 come si fa? Scacco matto. Metti in pausa il video, ti lascio qualche secondo per pensarci. Ok, probabilmente anche donna H2 porta in qualche modo una vittoria, se non sia una vittoria immediata un grande vantaggio, ma qui si vince col sacrificio di torre. Ovviamente se il re non accetta e va in G1 arriva il matto. Se il re accetta il sacrificio di torre arriva comunque lo scacco matto. Donna H2, la donna controlla caselle fondamentali per questo re, l'alfiere controlla questa casella, l'unica salvezza momentanea di questo re è quello di tornare indietro, ma dopo re F1 arriva lo scacco matto. La donna chiude nell'angolo sostenuta dall'alfiere il re. Fantastico, fantastico. Detto ciò, torniamo a noi. Sulla spinta F5 non è possibile catturare questo pedone, ma c'è, abbiamo detto, alfiere C2. Posizione passiva dei pezzi e ora cavallo in C6. Arriva un doppio attacco su questo pedone centrale e alfiere G5 per mettere un attaccante e allo stesso tempo dare qualche fastidio. Ed è su quest'ultima mossa che arriva la magia. Arriva un sacrificio di lungo termine. Generalmente i sacrifici che facciamo noi persone normali è per c'è qualche colpo tattico dove in una o due mosse ci riprendiamo il pezzo oppure diamo scacco matto, robe varie. Questo è un sacrificio di lungo termine, gli stessi tipi di sacrifici che ha anche esposto il grande maestro Andrea Stella all'interno della nostra Matto Scacco Academy nel suo videocorso intitolato Harakiri. Questi sono i sacrifici che possono fare solo veramente le grandi menti. Torre per G5. Come sacrifico questa torre così forte su questo alfiere? Ti faccio vedere il perché. Torre per G5, cavallo ovviamente, e ora cade questo punto. Intanto abbiamo dato una torre per un alfiere e un pedone centrale. Tra l'altro ora ci sono attacchi a raggi X sulla donna. Abbiamo molta attività e prima o poi riusciremo a scacciare questo pedone, questo cavallo, e una volta che sarà andato via probabilmente potremo prenderci anche questo di pedone. Vediamo un po' come va la partita. Donna H5, probabilmente la donna va in posizione migliore dove è un po' più attiva e si toglie anche dagli attacchi a raggi X della torre, ma arriva la spinta del pedone F6. Il cavallo deve andare via, probabilmente potrà andare anche in H7, ma Ding decide di giocare in maniera più conservativa, ma soprattutto cerca di scambiare i pezzi. Ma dopo cavallo cattura in C2 e torre cattura in C2, alla fine Nepomniachtchi riesce a riprendersi il pedone. Quindi ha dato torre per pezzo per alfiere e due pedoni. Quindi siamo in parità di materiale. Adesso però ci sono i due alfieri che credo siano molto molto forti. Le torri purtroppo del bianco non riescono a essere così incisive. C'è intanto l'attacco sulla torre che va in D2 con l'idea di scambiare le torri, ma ovviamente ora Nepomniachtchi ha altre ambizioni, mira a dare uno scaccomato o qualcosa del genere. Alfiere di 6, sviluppando un pezzo e interrompendo la possibilità di cambiare le torri, re H1 e adesso arriva C3. C'è questa piccola maggioranza di pedoni e quindi la possibilità di creare un pedone in passato, e dopo B per C e B per C questo pedone è molto difficile da fermare. È difficile perché ci sono solo le torri che possono badare a questo pedone in passato, ma come potrai vedere sia la casella C2 che la casella C1 sono facilmente controllabili dagli alfieri. Qui la partita è già irrecuperabile, però si cerca di tenere fino alla fine. Torre D4, pedone C2, siamo ad un passo dalla promozione e arriva ora la mossa donna H6. E ti chiederai forse perché non è arrivata per esempio una torre C1 che sembrava più naturale, perché semplicemente arrivava o alfiere in A3 o alfiere in F4. Come ti dicevo, questa torre si sarebbe dovuta spostare o sacrificare, mentre in partita arriva donna H6 con l'idea di tenere sia con la torre che con la donna questa casa,
ma dopo la mossa che viene giocata in partita, la spinta del pedone E5, viene interrogata questa torre che non sa dove andare. In rosso tutte le case dove non può andare, l'unica casa in cui potrebbe andare è la casella in D2, qui la partita è già finita, Ding abbandona, e in caso di torre in D2, oltre alle 1000 infilate, robe strane che ci possono essere, qui semplicemente la torre in D2 blocca la comunicazione della donna su C1 e quindi si può andare a promozione e qui devi dare la torre. La situazione direi che è messa veramente male. Quindi ottima partita per Nepomniachtchi che tramite un sacrificio a lungo termine riesce ad aggiudicarsi un punto. Attualmente la classifica è di un punto e mezzo per Nepo, per un punto per Ding. Siamo ancora all'inizio di questo match lunghissimo. Secondo me vedremo cose belle. Avevo pronosticato un match molto tranquillo, fatto di patte, eccetera, però Nepo ci ha fatto vedere una grande superiorità in questa partita. Speriamo che il match sia sempre più interessante. Ci vediamo alla prossima.